Campo San Martino è un comune con 5.600 abitanti, una meta ideale per chi cerca una dimensione umana lontana dal caos, dove è possibile riscoprire il ritmo della natura lungo l'argine del fiume. Situato nel cuore dell'Alta Padovana, Campo San Martino è un comune che racchiude in sé l'essenza del paesaggio veneto, dove la storia delle antiche vie romane si intreccia con la forza vitale del fiume Brenta. Da vedere la chiesa parrocchiale San Martino che custodisce il patrimonio spirituale della comunità. L'identità di Campo San Martino è legata al fiume Brenta, che oggi costituisce una risorsa naturalistica inestimabile. Dario Luigi Tardivo, sindaco del comune di Campo San Martino. Il comune di Campo San Martino è un bel comune, un comune fantastico perché è qui sulla sponda del fiume Brenta e quindi unisce dei servizi a delle panorami ambientali davvero interessanti. La sponda del fiume ci porta anche a congiungerci con l'Ostiglia, quindi con la grande ciclo pedonale dello Stiglia, e questo mette in relazione il nostro territorio praticamente con anche oltre l'Italia. È un comune che ha la sua storia. Il santo patrono San Martino ci ha lasciato una grande festa di San Martino che ha tanti centinaia di anni. È un comune importante dell'Alta Padovana. Il comune di Campo San Martino ha circa 5.500 abitanti. Siamo un comune di una grandezza media e ci teniamo a mantenerci di questa grandezza perché riusciamo a caratterizzarci a sistema famiglia. Quindi è un comune giusto per le famiglie, si sta bene, i servizi ci sono tutti e soprattutto c'è un'ottica legata all'ambiente, alla sostenibilità e a una cura della persona. Ci teniamo proprio che da noi ci sia una consapevolezza e una crescita personale perché in un ambiente sano si vive e si crea comunità. Abbiamo una villa fantastica che è Villa Breda con un parco secolare dove c'è all'interno il biblioparco, cioè una biblioteca all'aperto dove si può leggere dei libri custoditi in queste casette ed è la più grande d'Italia. Poi c'è un'altra villa sempre importante del 1700, Villa Busetto Mussato, di origini veneziane, che è anche sede municipale, facciamo anche dei splendidi matrimoni. E oltre a questo abbiamo degli ambienti naturalistici, la sponda del fiume Brenta e Bagni di Sole, che è una località da visitare in bicicletta, dove a suo tempo si dice che c'era anche una sabbia miracolosa che curava le persone. E a tutte le persone in ascolto le invito personalmente a visitare Campo San Martino, a fermarsi e troverete sicuramente una degna accoglienza e sicuramente un sorriso.